conosco un po' tutto l'ambiente ministeriale, tutti i colleghi, quindi non ho problemi personali, però a volte diciamo che, e lo dico avendo esperienza sia di territorio che di amministrazione centrale, a volte al centro si ragiona poco in termini di sussidiarietà. Quindi di capacità di risolvere i problemi nei livelli più vicini ai cittadini. Ecco, quindi a volte non c'è questa piena sintonia, questa piena fiducia, e poi soprattutto a volte le politiche sono politiche uniformanti. E questo non si può più fare perché la scuola veneta ha delle esigenze e dei problemi, la scuola calabrese ha altre esigenze e altri problemi. Quindi per noi, per esempio, è fondamentale l'alternanza scuola-lavoro, l'avvicinamento ai percorsi professionalizzanti, come pure, per esempio, è fondamentale, questo è un mio obiettivo di medio periodo, quindi non vedo l'ora di uscire dall'emergenza Covid, è importantissimo riuscire a far sì che tutti i ragazzi abbiano una certificazione linguistica al termine del loro percorso. Lingua inglese ovviamente, tanto per cominciare quella. Altri territori hanno altre emergenze da affrontare, hanno livelli molto bassi nelle competenze di base, hanno una dispersione scolastica molto forte, hanno un'edilizia scolastica molto carente. Quindi a volte un approccio politico centrale uguale su tutto il territorio non funziona.